Da quando abbiamo inaugurato questa rubrica, il protagonista è sempre stato l'uomo. Allora, tanto per mantenere il senso delle proporzioni, il servizio di oggi invece è dedicato al suo migliore amico, Giuliano Marrucci, che è l'autore e non l'amico. Piera, andiamo? Questo è Pluto. Questo Pierino. Questi Dick e Dana. Adesso lui aspetta che faccia la pipì, poi gliela fa sopra. Sì, vabbè. Sono i pointer dell'allevamento Guberti e visto che li dobbiamo intervistare ci serve un interprete, come Elena. Non sono cattiva, ti voglio mettere seduto, ce la puoi fare. Elena ha un dono, capisce i cani. Lui me l'ha già detto diverse volte, guarda, ok, rimani lì ma non ti avvicinare più di tanto. Quando siamo entrati, siamo venuti qui in salotto, lui per 2 volte consecutive ha sbadigliato. Quello è un segnale di stress. Lui spesso sta sulla poltrona in modo che lui abbia la visione completa di quello che fa. Tutti i cani che abbiamo visto oggi sono molto diffidenti verso le persone. E ti credo, guardate un po' da dove arrivano. Prigionieri al freddo, disperati, affamati, in lotta per non morire, vagavano in mezzo a escrementi e carcasse di animali, in un enorme pantano. 150 cani da caccia pointer che un veterinario in provincia di Ravenna, ottantenne, teneva rinchiusi così nel suo allevamento per venderli. Non gli dava da mangiare, secondo lui solo i più forti ce la fanno. Lui si vantava di aver messo in atto un sistema di selezione che produceva cani fortissimi. Costi quel che costi. Siamo venute qui e abbiamo sentito un chiasso enorme dei guaiti e abbiamo visto questa scena straziante, un cane in mezzo circondato da altri 8-10 completamente sbranato. Stanno sbranando proprio loro, poveretti. Ehi! Dio, che è la natura non perdona. E io vivo di falso pietismo come voi. Dio, che cosa? L'hai mangiato? Mamma mia. Ma è piccolino! La situazione era conosciuta da tutti, c'era tanta gente che si lamentava dei guaiti, dei cani, dello stato dei cani. Ho fatto denuncia all'ASL, ho fatto denuncia al sindaco, ho fatto denuncia ai NOI di Bologna. Non si è mosso niente. Questo allevamento era privo di autorizzazione comunale fin dal 1988. I vigili non sono venuti a chiuderlo come farebbero con qualsiasi negoziante che si permettesse di aprire un negozio senza autorizzazione comunale. Ma chi la dura la vince e così denuncia oggi e ridenuncia domani, alla fine un bel giorno. Dopo varie segnalazioni stamane, il blitz del NIRDA, della forestale, il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali e per il canile dovrebbe scattare il sequestro. Ma il sequestro è solo il primo passo, perché poi a questi 218 cani bisogna trovare un posto dove stare e servono quattrini, tanti quattrini. Noi non abbiamo niente, la procura non ha niente. Sono momenti difficili per l'Italia in generale, per tutti, e quindi nessuno, figurati per i cani, sono gli ultimi, e quindi per forza di cose si lasciano lì. La forestale non sa dove mettere i cani vengono sequestrati ma lasciati nelle mani del proprietario, cioè in custodia giudiziaria al vecchio proprietario. A meno che nei paraggi non ci sia un personaggio come Lilia Casani. Ho telefonato prima di tutto al mio compagno e ho detto dobbiamo portare via da qui tutti i pointer, altrimenti restano qua. E Maurizio mi ha detto: Lilia, ma come pensi di poter prendere 218 cani se nel conto dell'associazione di Animal Liberation ci sono 350 euro? Ma non c'è niente che possa scoraggiare una come Lilia. Sono stata qui a congelare nel fango attaccata al telefono per 48 ore chiedendo
aiuti di volontariato, gabbie, furgoni e posti dove portare i cani, e la gente ha risposto. Sono venute persone, singoli cittadini, volontari, e alla fine, solo alla fine delle 2 giornate, il 29 e 30 dicembre, ho potuto vedere io insieme a tutti gli altri che riuscivamo a prendere, a caricare e a portare in salvo l'ultimo dei 218 cani. Per i nostri pointer inizia così una nuova vita. Coi mesi, col tempo, piano piano, è come se li avessimo visti rinascere. Prendete la Bea ad esempio. Il regime del dottor Guberti l'aveva ridotta così. Dopo 3 giorni di pioggia ininterrotta. Questa era la Bea quando è arrivata. Pesava 11,5 kg circa ed era 32-33 gradi di temperatura corporea. I cani normalmente hanno 38 di temperatura corporea. 1 anno e mezzo dopo, vederla tornare quasi a correre, anche se un po' storta, è comunque un piccolo miracolo. Forse per lei avrebbe la coda dritta e non è una coda in mezzo alle gambe perché ha paura, ma è proprio perché non riesce più ad alzarla a causa delle sue ernie. Roberto invece di miracoli ne ha fatte addirittura 6. Questo è vecchissimo ed era tutto martoriato dagli altri, che era tutto stato morsicato. Anche questo è vecchio e ogni punto che gli vedi in testa sono morsi degli altri cani quando li teneva tutti insieme. Questo è cieco dalla nascita. Che è una meraviglia, e questo è stato operato anche lui da me, dal mio veterinario, perché aveva un occhio a penzolone e uno gli si era seccato. Io avevo chiesto i 4 non vedenti, sinceramente, poi mi ha detto ci sarebbe anche quello col fibrone sotto che è da operare. Va bene, quando sono andato erano in un box di 6 e ne restava uno che dovevano mettere con altri cani che non conoscevano, ed era già veramente martoriato dai morsi di altri cani ed è vecchissimo. E dico facciamo 6. Se poi ci aggiungete gli 11 che aveva già. Ero arrivato ad avere 17 cani in casa e io ho comprato questo terreno per tenere i miei cani. La sfida non è finita, sarà finita quando l'ultimo cane sarà andato presso una famiglia e fino a quel momento c'è necessità di nuovo di tutto e di tutti, quindi persone che vogliono adottare il cane, persone che fanno volontariato, persone che danno contributi economici, c'è bisogno veramente di tutto, e quindi mi auguro davvero che questo avvenga, perché sarà un risultato importante per tutti gli animalisti d'Italia. Per un canile comunale mantenere 200 cani per 1 anno e mezzo sarebbe costato parecchio. Ai nostri volontari invece non è stato dato €1. Adesso ci sono ancora 100 cani da dare in affido alle famiglie. Chiunque volesse, fosse interessato in qualche forma, può visitare il sito www.animalliberation.it.